Cari amici, ben ritrovati in questa piccola rubrica di eventi del territorio, il punto della situazione. Punto della situazione che quest'oggi facciamo con l'assessore sociale del Comune di Valdobbiadene, Martina Bertelle. Assessore, mi permetto di darti del tu. Qual è la Certo. situazione attualmente a Valdobbiadene e come si è posta l'amministrazione, e specialmente il tuo assessorato, in questa situazione abbastanza grave dove già i servizi che erogate normalmente avete dovuto supplire a quelle persone, a quelle famiglie che si sono trovate in difficoltà in questo momento. Beh, intanto buongiorno e grazie per avermi dato questa opportunità. Beh, diciamo che dall'inizio dell'emergenza l'amministrazione ha ricevuto diverse richieste da parte delle famiglie, delle attività e c'è stato veramente molto da fare, soprattutto per quanto riguarda i servizi sociali. Come prima cosa abbiamo ritenuto indispensabile fornire alla cittadinanza un servizio di consegna a domicilio della spesa, quindi fare la spesa per le persone con i nostri collaboratori comunali e portarla a casa dei cittadini. Non riguardava solo la spesa, ma anche i farmaci, visite mediche che dovevano fare, insomma una serie di servizi ed effettivamente abbiamo avuto molte richieste anche di persone nuove che non conoscevamo. Si tratta di circa 40 persone e il servizio ovviamente è ancora attivo ed è gratuito e quindi abbiamo iniziato subito con questo servizio e sta andando bene. Un'altra cosa poi che è entrata in campo è quella dei buoni spesa, appunto con i 60.000 euro circa che abbiamo ricevuto dall'anticipo del Fondo di solidarietà. Abbiamo aperto un bando per i cittadini che avessero determinati requisiti, un primo bando che si è concluso il 7 aprile, dopodiché ne abbiamo aperto un altro che si è chiuso il 21 di aprile con altri requisiti e abbiamo raccolto fino ad ora circa 170 domande, di cui accolte circa 130. E ecco, quindi abbiamo dato veramente una risposta abbastanza grande con i buoni spesa. E aggiunto a questa abbiamo continuato con il banco alimentare, con il pacco alimentare. Noi da anni abbiamo una convenzione con un'associazione del territorio, l'associazione Domani, con la quale collaboriamo e diamo mensilmente, una volta al mese, un pacco alimentare con delle derrate come pasta, sugo, tonno, tutto quello che ci fornisce il banco alimentare di Udine e solitamente forniamo una circa 60 famiglie. Con questa nuova emergenza purtroppo siamo arrivati anche a 150 famiglie, abbiamo trovato anche una grande disponibilità del Banco Alimentare di Udine che ci ha fornito 12 quintali e mezzo di derrate alimentari, quindi molto di più del normale, del solito. E anche un supermercato del paese ci ha fornito altri generi alimentari e ringrazio. E poi anche abbiamo aperto un conto corrente, quello comunale, comunque un fondo per i buoni spesa e abbiamo ricevuto anche delle donazioni. Devo dire che una grande parte l'ha fatta anche le associazioni privati con le loro donazioni che veramente ringraziamo di cuore perché è stata una solidarietà incredibile che sta continuando anche in questi giorni, ecco. E poi per quanto riguarda invece i servizi come i pasti a domicilio e servizi domiciliari, anche lì abbiamo avuto un aumento di richieste non proprio significativo, però sono stati attivati soprattutto nei confronti di anziani i pasti a domicilio perché ovviamente preferiscono ricevere il pasto già pronto, caldo a casa invece che uscire o magari farsi fare la spesa, sicuramente è un servizio molto più comodo. Martina, volevo chiederti un'altra cosa. Sì. Sappiamo che l'italiano normalmente fatica ad avvicinarsi a questo tipo di servizi, però sappiamo anche che quando Sì. si avvicina va a porre determinate domande circa un aiuto meramente economico per andare incontro al pagamento di bollette o altro. Come siamo messi qui a Valdobbiadene?
Beh, per noi sono sempre attivi le richieste ordinarie di contributo che ognuno può fare. Certo è che ovviamente per questa emergenza si è dovuti a pensare a qualcosa in più. Infatti stiamo istituendo un fondo, l'abbiamo chiamato Fondo Emergenza Covid-19, dove appunto stiamo mettendo insieme tutte quelle risorse che sono già all'interno del nostro bilancio, ma che magari non sono sfruttate perché appunto con questa emergenza tante cose sono saltate, tanti servizi sono saltati, tanti eventi sono saltati, e quindi stiamo unendo un po' tutte queste risorse del bilancio per un fondo che vada incontro a tutta la popolazione, sia alle famiglie che ai commercianti. In queste settimane stiamo lavorando molto anche con gli uffici per capire che misure economiche adottare per la nostra popolazione, e cercheremo di toccare tutte le categorie possibili, il nostro potere, insomma, ecco. Quindi ci saranno delle novità a breve e ecco, faremo il possibile, perché sappiamo, soprattutto per chi ha un'attività commerciale, questi sono veramente tempi neri, quindi hanno bisogno di sentirsi il comune vicino, come lo Stato, come qualsiasi altra forma di aiuto, insomma. Martina, un'ultima cosa, e mi preme anche sottolinearlo, ma tu me lo confermerai. Qualsiasi richiesta di aiuto viene gestita in maniera anonima, quindi a te l'onere adesso di dare un messaggio a chi ci sta guardando che abbia eventualmente bisogno dell'amministrazione comunale. Beh, l'amministrazione c'è per tutti, indistintamente. Ovviamente, come dici tu, tutto è fatto nell'anonimato. Dico che in questo momento non bisogna avere paura di chiedere aiuto, perché siamo tutti in difficoltà, nessuno escluso, chi più, chi meno, chi in un modo, chi in un altro. Quindi veramente, anche solo per informazioni, fatevi sentire da noi amministratori o direttamente dagli uffici. Noi ci siamo e dove possiamo vi aiuteremo, ecco. Quindi non abbiate paura E noi ci fatevi uniamo a questo sentire. invito, non abbiate paura, siamo tutti sulla stessa barca, Esatto. le amministrazioni sono vicine e si fanno aiutare dalle associazioni. Noi ringraziamo Martina Bertelli, l'assessore sociale A del voi, Valdobbiadene. Martina Bertelli, sì. grazie. Grazie, buona E giornata. ti diamo un buon augurio di una continuazione per questo servizio che è molto utile, specialmente in questi periodi. Grazie mille ancora Martina. Grazie a te, ciao, buona giornata. Ok.